La pattuglia dei carabinieri forestali che erano impegnati nel servizio piste da sci, chiamati dai bambini che erano in allarme per un animale intrappolato, era una femmina di capriolo sulle reti di protezione che difendono le piste e impediscono agli sciatori di andare sul fuoripista. I nostri carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a mettere in salvo l'animale e restituirlo alla sua vita selvatica. Impigliato a bordo pista nella rete di protezione, il capriolo spaventato si lascia liberare e rientra nel bosco. Il salvataggio sulle piste da sci in località Caberlaba ad Asiago domenica è solo uno dei tanti interventi dei carabinieri forestali del Veneto e che dimostra come le nuove generazioni siano sensibilizzate e siano importanti nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente. I carabinieri forestali hanno presentato il report degli interventi dell'anno appena passato. Nel 2024 sono stati eseguiti 46.875 controlli, perseguiti 529 reati per un totale di oltre 546.000 euro di multe. Negli ultimi 3 anni i controlli sono aumentati del 15% e le multe del 5%. Prevenzione contro gli incendi boschivi, tutela delle specie animali, attenzione alla biodiversità e ai cambiamenti della fauna. Aggredisce la natura non soltanto il criminale o chi ha un comportamento in modo manifesto, addirittura di volontà per disturbare, ma anche semplicemente fornendo degli elementi di conoscenza si rende un servizio in termini di tutela della natura. Per i carabinieri forestali è importante educare le nuove generazioni perché segnalare gioca un ruolo attivo e fondamentale nella salvaguardia dell'ambiente. Future generazioni sono molto importanti per noi carabinieri forestali, cerchiamo appunto di diffondere proprio nei ragazzi la cultura dell'ambiente, il rispetto verso l'ambiente e verso il paesaggio. L'educazione ambientale è uno dei compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e quotidianamente incontriamo ragazzi e cerchiamo appunto con loro di elaborare progetti che gli consentono di imparare a rispettare l'ambiente.